ora cerimonia di rievocazione della leggenda del Boccolo, perché per chi non lo sa, oggi 25 aprile sarebbe la giornata del Boccolo. E una lunga tradizione della Santissima vuole che in questo giorno gli innamorati donino un bocciolo di rosa alle loro mogli fidanzate, e noi abbiamo pensato, visto che è il 25 aprile e visto che comunque vogliamo far sì che sarebbe il giorno della nostra festa come Montegalda, perché sarebbe di solito qui fiere, giostre e tutto, però non possiamo fare nulla, almeno questo abbiamo pensato di volerlo fare. Un momento di kick-off di quella che è il secondo step del progetto Believing, 10.000 piante per i 10 comuni, che penso sia un momento importante, che ho chiesto di condividere con tutti i sindaci, 10 sindaci che partecipano qui questa mattina, perché riusciremo a consegnare le 1.000 piante. Partiamo con la leggenda del Boccolo, che verrà letta da una ragazza dei figuranti dei Street Libre 700, che sono qui oggi per fare un piccolo video promozionale all'interno della Villa Gualdo, e vi racconterà da dove nasce la leggenda del Boccolo, e loro cercheranno in qualche modo, non abbiamo potuto fare prove, abbiamo fatto un'unica indicazione questa mattina, quindi sarà quest'anno un po' così sintetica, però l'idea è di lanciare questa tradizione anche per i prossimi anni. Quindi passo il microfono a Maria Vittoria, che vi leggerà la leggenda del popolo e i figuranti cercheranno di rappresentarla. Benvenuti a tutti, ringraziamo il Comune di Montegalda e il Sindaco per averci ospitato oggi in questa bellissima cornice, nonostante le limitazioni che obbligatoriamente dobbiamo accettare, e vado a raccontarvi questa bellissima leggenda centenaria di Venezia. E sapete che appunto a Venezia oggi si festeggia il patrono della città, che è San Marco, e ovviamente questa bellissima festa, la festa del Boccolo. La tradizione centenaria di Venezia, che il 25 aprile, nel giorno dedicato a San Marco, si è offerto a fidanzate e mogli un bocciolo, in Veneto boccolo di rosa rossa, in segno d'amore. L'usanza nasce dalla leggenda di Maria, figlia del doge Angelo Partecipazio, che si innamorò ricambiata del giovane Tancredi. Il sentimento dei due giovani, però, ahimè, era osteggiato dal padre di Maria, che non avrebbe permesso assolutamente un matrimonio. Maria chiese allora a Tancredi di andare a combattere contro gli arabi in Spagna con l'esercito di Carlo. Per guadagnare fama, il padre così non avrebbe più potuto opporsi al loro amore. Tancredi partì e si coprì di gloria in guerra. Un triste giorno arrivarono a Venezia alcuni cavalieri. I cavalieri cercarono Maria per annunciarle la morte di Tancredi. Ahimè, colpito dal nemico, era caduto sanguinante sopra un rosario. Prima di spirare, però, aveva colto un fiore e pregato l'amico di portarlo a Venezia alla sua amata Maria. Maria prese la rosa, tinta ancora del sangue del suo Tancredi, e restò muta nel suo dolore. Il giorno dopo, festa di San Marco, fu trovata morta con il sanguinato fiore sul cuore. Da quella volta
Il bocciolo di rosa viene offerto alle donne nel giorno di San Marco, quale simbolo d'amore vero imperituro. Semplicemente per dire che noi vorremmo ora che questa leggenda, dall'epoca storica in cui l'avete vista ambientata, tornasse ai nostri giorni, che è lo spirito con cui iniziamo questa giornata. Quindi invito Davide e invito tutti voi poi a comprare un bocciolo perché questa leggenda torni a vivere, perché le nostre tradizioni sono il punto da cui dobbiamo partire per costruire il nostro futuro. E io penso che ai nostri amici che sono venuti qui oggi a tutto il Veneto vada fatto un applauso non grande, grandissimo, perché ci siamo visti 5 minuti fa e io venivo dalla cerimonia del 25 aprile dall'altra parte, sarebbe bello fare questa cosa, una arriva e in 5 minuti abbiamo costruito questo, quindi grazie infinite. Ho qui un papero che per chi lo conosce ha un profondo significato e da oggi ha anche un nome, nel senso che si chiama Tancredi, perché avete sentito che l'amante, l'innamorato morto in guerra si chiama Tancredi. Ma perché oggi si chiama Tancredi? Perché il ricavato dei boccioli che voi potrete comprare qui al gazebo della Proloco andrà a un'associazione importante per il Vicentino, che è Vicenza for Children, di cui abbiamo la presidente qui con Alba. Invito, avete qualcuno tiene sta anche lui. Doveva arrivare anche Maria. Maria, dove sei Maria? La Cagliarina sta con Davide oppure... Quindi abbiamo fatto nascere da questa leggenda anche un'opportunità per fare del bene. E con Alba, sempre per attualizzare la leggenda, Il Papa Maria, quindi a Montegata, così almeno Tancredi a Montegata avrà la sua Maria. È un progetto che noi portiamo avanti oramai da anni, che adottando un papero, dandogli un nome, come sostenere un bambino in ospedale. Anche voi oggi con la leggenda dell'amore donerete amore ai bambini che purtroppo lottano ogni giorno contro delle malattie, contro delle difficoltà. Non c'è amore più grande che quello del dono, per cui avete donato un bocciolo per una causa molto importante che è l'amore più grande. È proprio quello del dono. Per cui grazie mille. Tancredi adesso avrà la sua Maria e nessuno gliela potrà portare via. grazie mille. Bene, io adesso, perché vorrei anche che la manifestazione fosse... E passiamo alla seconda parte, che è quella del believing e 10.000 piante per i 10 comuni. Vediamo Tancredi e Maria qui. Questo balconcino è stato allestito da una delle espositrici di Piccolo Mondo Moderno, che è il mercatino mensile del modernariato che c'è a Montecarlo ormai da un anno, che potrà essere il set fotografico per tutti gli innamorati che vorranno farsi una foto qui. E non so se è possibile, c'era Roberto, che avevamo detto di portare sulle piante, portiamo giù le piante.
Se mettiamo tutti proprio nuovo in centro e poi spiego perché. L'idea nasce da un incontro avuto tra alcuni sindaci e Believing, ed è quella di darsi l'obiettivo ambizioso di piantare 10.000 alberi in 10 comuni. Inizialmente sembrava una follia, dopodiché invece abbiamo scoperto che da 10 comuni piano piano possono diventare anche molti di più, perché il dato di anche Marco ha declinato salire, i comuni stanno diventando sempre di più e sono particolarmente felice perché l'area America sta facendo parlare di sé proprio per queste. Ringrazio nuovamente tutti i colleghi. Ho voluto mettere le piante qui perché questo è il segnale del prossimo step che da domani mattina abbiamo spiegato e già iniziato. Da domani mattina 1.000 alberi verranno distribuiti. Credo una settimana sono stati prenotati e in un mese, poco più, Believing ha raccolto i fondi necessari per l'acquisto. Invito Emiliano e Diego, i rappresentanti di Believing, a presentare l'iniziativa istituzionale del nostro. Grazie. Allora, sono importante che metti insieme che ha certo, visto che molte altre amministrazioni prevede la pianificazione di 10.000 alberi. Adesso iniziamo con i 10.000. Tanto per darvi ordine delle idee, 1.000 alberi che circa. Noi dotiamo la nostra bellissima area America di un ettaro di bosco, che fa biodiversità, fa tante cose, ma soprattutto fa la cattura di 70 kg di piante. Quindi adesso abbiamo iniziato con la prima campagna di distribuzione, 1.000 alberi, ce ne sono altri 9.000 da distribuire, circa il 9% perché ovviamente non è ideale la pianificazione durante l'estate, ricominciamo in settembre-ottobre, altre campagne di prenotazione e distribuzione. Un plauso va sicuramente alle aziende, quindi aziende che hanno creduto in questo progetto e molte altre aziende che ci stanno credendo. Quindi è importante dire che oltre ad essere un territorio bellissimo, l'area bellica, è un territorio fatto anche di imprenditori che sanno come è fatto il loro territorio e che vogliono partecipare per migliorare. Ultima cosa, ho detto quindi un progetto di comunità, perché mette insieme tutti gli attori di una comunità, le amministrazioni con le quali abbiamo dialogato e abbiamo convinto. Le amministrazioni più presenti sono assolutamente tra le più lungimiranti con le quali abbiamo lavorato. Quindi le amministrazioni che patrocinano l'iniziativa, le aziende che la finanziano, i cittadini che la concretizzano. Ai cittadini va dato il merito di doversi prenotare l'albero, portarlo a casa e crescere. Quindi grazie a tutti dell'iniziativa, grazie a tutti della partecipazione. Noi andiamo avanti. Grazie. Grazie Emiliano, Diego, tra l'altro Emiliano è anche il nostro concittadino, quindi in particolare voglio anche da parte nostra poter collaborare con lui, con loro, che è una realtà che piano piano sempre più stiamo scoprendo per il. Invito ora Matteo Pacilotti, che oltre a essere delegato provinciale è anche credo, il primo sindaco ad aver sposato questa iniziativa. Prima abbiamo fatto un passaggio simbolico di schieggio, che tra l'altro lui anche cosa per la teco delle spiagge, quindi penso sia importante, e penso sia importante che questo messaggio, questo lui rappresentato della politica, possa essere usato, possa avere anche terreno fertile. Grazie a lei, grazie per l'invito che mi avete fatto. Io vengo dal paese
siamo stati davanti al campo la prima valle che ha aderito questo progetto di meeting, e l'abbiamo fatto perché l'industria non certamente stare, e pensare che potesse partire da quella vallata è anche simbolico. Questo è un progetto in realtà che non mi piace tantissimo, è un progetto che, come dico sempre, in realtà ha un pregio particolare di questo soggetto è che mette insieme gli attori della società, mette insieme le amministrazioni, le imprese e i cittadini. Se oggi noi vogliamo fare politica ambientale non possiamo pensare che siano soltanto le amministrazioni o il singolo cittadino. Oggi si riesce a fare politica ambientale soltanto tutte le componenti della società lavorano. Evidentemente è un progetto nel quale questi lavorano insieme per una politica ambientale. Ed è questo il messaggio più forte, secondo me, di meeting, ed è quello il messaggio più forte che deve essere trasmesso dalle amministrazioni alle altre amministrazioni. Quello che tutti insieme possiamo fare. Sappiamo, lo sanno benissimo la Regione, quanto sia importante la nostra no? E sappiamo qual è la potenzialità che ha. Abbiamo inaugurato una stazione per la quale appunto saranno importanti la nostra vita che non possiamo e soprattutto sulla stazione e dunque quindi veramente grazie, complimenti a voi perché in realtà state diventando un esempio per tutta la comunità. So che state guardando tutta questa esempio per tutta la comunione è un tipo Anche Matteo presenta chiaramente il 5 aprile l'importanza del giorno che si anche arriverà a seguire qui a Montecalda. Lo ringrazio veramente di cuore anche personalmente per l'amicizia dimostrata in questo momento. Sono citati i comuni dell'area America, i 10 comuni che aderiscono a questo progetto, essendoci un presidente dell'intesa dell'area qui. Invito lui in rappresentanza di tutti, penso che possiamo dire breve saluto. A nome di tutti, i comuni che aderiscono sono Arcugnano, Gino, Longare, Matteo, via via poi c'è Castigliero, Nanto, Barbarano Mossano, Orgiano, Albertone, e dovremmo aver coperto tutti. Ok, alla grande. E abbiamo adesso anche Monte Gardella che sta iniziando e aderirà al progetto nella seconda parte, quindi essendo qui vicino a Ciro, e anche Ciro qui con noi quest'anno. Ti ringrazio. Come detto, io l'iniziativa questo è bellissimo, mi ha fatto subito entusiasmo. Ringrazio di cuore. Sicuramente si è stato. Questa cosa se siamo qua oggi e c'è un motivo per questo e questo è stato tagliato quindi facciamo dedico alla Repubblica e facciamo dedico anche alla Repubblica di Campania perché oggi lo patrono e diciamo territoriale molto e poi facciamo visto che sta facendo questa cosa, questa associazione di comuni che ci deve tutti coinvolti alla pari in maniera, dovrei dire, quasi perfetta. Grazie all'iniziativa. Grazie Eugenio. Io quello che ha detto Matteo che da fuori ci viene da fuori, spesso
numeri per arrivare lontano, e penso che debba prendersi i meriti che sono all'altezza del territorio della città. E uno dei risultati del contenuto è che il fatto che in regione oggi, come diceva il presidente dell'intesa programmatica, è particolare perché celebriamo sia il 25 aprile a livello nazionale con la celebrazione della liberazione, ma anche il nostro patrono San Marco e quindi la Repubblica di Venezia. E in questa occasione insomma essere presente a Via Montegalda con le due iniziative importanti che avete programmato. Ecco, nel caso specifico, credo che questo progetto è veramente importante e non ti abita nelle Americhe, non può non essere parlato e quindi anche degli altri. Gli alberi che sono una risorsa importantissima, non ci chiedono nulla, ci chiedono solo di essere tratti, magari piantati, e ci restituiscono moltissimo perché oltre che ridurre l'atmosfera consente un reggiamento di parte i giardini, consente un miglioramento climatico e quindi l'eliminazione delle temperature di calore, un sacco di pregi, tra i quali anche un effetto sulla perché insomma rilassa passare. Quindi l'auspicio è che tutto questo progetto deve essere anche altri comuni, a livello provinciale, a livello regionale. Il nostro è sicuramente un caso da riportare, perché tanti comuni che si possono facendo questa iniziativa farà sicuramente tanto risultato. L'auspicio è anche che come regione siamo anche negli anni scorsi anche per l'università, e adesso stiamo sviluppando per proprio nell'ottica di ridurre le emissioni del bacino padano, e per cui insomma siamo sicuramente su questo. L'auspicio è che in futuro altre azioni possano essere magari promosse e ci siano dei comuni pionieri anche su questo. Penso al tema appunto del verde, dei tetti verdi, al tema della sostenibilità, e che sono tutti temi che saranno affrontati prossimamente anche con il Recovery Fund. Sapete che tantissime risorse saranno destinate alla transizione ecologica. Quindi questo tema, se sviluppato, sicuramente porterà tantissimi benefici. Io vi faccio un augurio di proseguire con questa concretezza e quindi auguro un buon esercizio. Grazie. Bene, allora, ultime due cose e poi foto di gruppo e tutti a mangiare. Prima cosa, perché le piante sono lì in centro? L'idea è venuta, cioè, pensando ieri a come poter distribuire e consegnare, ho detto, ma noi non consegniamo niente a nessuno, c'è un gruppo di amici, sindaci, che si trova stamattina per festeggiare un momento importante. Ci sono ideali più uniti e ispirati, punto. Quindi ognuno adesso prenderà il suo albero ordinatamente e tutto, poi faremo una foto, perché questo è il significato della mattinata e penso che sia anche il motivo per cui voi siete venuti qui questa mattina, per condividere tra amici un momento importante. Stessa cosa, argomento importante che volevo trattare è quello che anche noi come amministrazione siamo un gruppo di amici che ha messo insieme tutto Stamparadana stamattina, vedete il mercatino, bancarelle, i figuranti, le piante, tutto nel rispetto della norma, cercando di non strafare ma di fare. Ringrazio Roberto Tonello, l'assessore, che si è fatto veramente tanto lavoro. Nicoletta, c'è Luca, stanno facendo diretta di streaming e tutti quelli che ci sono, c'era la Francesca prima qui, e quindi di fronte poi a dei risultati c'è anche un lavoro di un gruppo di persone, come tutti voi sapete, che non è
prima linea col microfono, ma che comunque è dietro a preparare le piante, sono lì a prendere, scaricarle e fa il concino ai figuranti e chiama e cosa. Quindi grazie a tutti e grazie a voi. Direi di iniziare da allungare, potete scegliere la pianta che, questa è la logica condivisa con il Lifting, in modo che ognuno possa prendere qualcosa di più sulle caratteristiche. Poi andiamo a Castigliero, dopodiché pianteremo un tiglio, simbolo del Veneto, simbolo comunque di una primavera che vogliamo. Poi abbiamo Natto, Ulisse, sono l'alfabeto qui, disposto qui. Poi andiamo a Barbarano, Mostano, Orgiano, potete iniziare a scegliere, se no qua Aldettone, Villaga, Grisignano che è dell'asse dell'area medica, prima colpevolmente dimenticato, Stefano. Tra l'altro il Grisignano stiamo condividendo importanti progetti, è uno dei comuni neoentrati nella programmatica d'area, Grande Gino, Arcugnano e Monte Gandella, che è un po' il simbolo del prossimo futuro della seconda fase delle bonifiche. Invito anche Matteo, Marco a prendere una pianta perché questo simbolo venga condiviso per tutti. Bene, rimetto la mascherina e poi oggi è anche San Marco, quindi auguri doppi a Marco Legnano. Marco. Piccolina ma tenace. La vita che tiro per sì, Roberto, come dire. Siamo? Ognuno di questi ha cantato una pianta nel suo territorio e ora tutti assieme piantiamo un figlio di quello che è il fatto che rappresenta in origine c'erano 62 tra Tipico, Castani e un'altra pianta che non mi ricordo, che sono rimasti quelli, quindi ognuno di quei tipi rappresenta un nostro concittadino che questo 25 aprile vogliamo ricordare. E oggi noi piantiamo un altro di quei figli che ora non c'è più perché la memoria continua. Quindi invito tutti assieme andiamo a presentare il figlio. Comprei la rose dopo perché sennò piante rose di confusione no. Queste no? Nostra del comune Montegallo. Dove vado? Sto ferma qui. Venite a piantare l'albero. Potete lasciarla. Ciao. Per quanto tempo? Oh, là.
No, ma se posso dire Vai, vai, Francesca, vai. Oggi che ne ha da buoni cavalieri, no? Sì, È giusto. Francesca, vai. sei l'unica donna, Francesca. Vai. Sei l'unica donna. Sei compromessa. Ascolta, assieme temo, Pantera non posso farlo seriamente, cioè, ma lei che mi ha fatto un matrimonio, fammi a me. No, ma saria un tocco veramente vero. Scusa, altra parte. Cioè, ho capito, ma io sai che fare matta. Eccola. Ma non si vedeva il primo. Si vede stesso. Bene, perché io adesso al di là del momento no, vedi, guarda, non ho neanche voluto fare intervento perché voglio dire questo. Stamattina, tra l'altro, ricordavo l'anno scorso che come molti penso è stato un anno sofferto e tutto. E poter, non dico celebrare la fine, però avere un'idea del fine con voi qua. Non è la festa del San Marco che siamo abituati, non è la nostra fiera, però vi ringrazio di cuore perché so che quando ti muovi per amicizia più che per istituzioni. Quindi io penso che questo sia il modo migliore per festeggiare il 25 aprile a Montegalda, con la Francesca che pianta, mi metto dalla pianta. E questo è il modo che vogliamo che l'area America festeggi. E l'anno prossimo Anche se magari qualche tu sei più sindaco valido del te ora. Esatto, sicuramente. bene merito, però bene. Fammi la carità, ho fatto l'RC Bene. Seguiamo a palpare l'esterno. Adesso che c'è un certo scoiattolo che sono mai a provare. Ieri era morta una pianta qua. Sì, queste erano 62 tra Ticchi e Ippocastani e ognuno è uno dei morti, dei soldati morti. Pensa quanta strada deve fare questo per arrivare lì. Mi sa Francesco sempre piangi la pianta. Questi hanno 100 anni. Viva l'area America, viva San Marco!